Rieccoci con l'appuntamento del martedì, rigorosa diretta, sono le 20, il sindaco risponde, questa sera è con noi il vice sindaco Andrea Michalizzi, mi diceva l'Elisabetta che ha già dei messaggi pronti, allora iniziamo già a leggerli, iniziamo con il primo. L'Arcella ha bisogno di maggiori controlli, all'imbrunire non si può uscire di casa. In tutti i quartieri dico che dobbiamo avere attenzione, recepisco insomma e mi annoto questa segnalazione sull'Arcella, insomma l'Arcella è un quartiere... Ma l'Arcella è un po' un quartiere molto... particolare, Michalizzi, per via ovviamente anche è il quartiere più popoloso delle della persone città. Che ci abitano, perché è più popolosa, perché c'è praticamente, uso un termine comprensibile, c'è il mondo all'Arcella, tutte le etnie davvero, e quindi diventa davvero complicato viverci. È il quartiere più popoloso, anche in altri quartieri ci sono tante etnie, nei quartieri popolari soprattutto. L'Arcella, essendo molto popolato, sono... Ma cosa si 48, può fare lì? Bisogna creare condizioni di vita, come dire, migliori. I lavori di cui stavamo parlando prima sono uno di questi. Il comune quello che può fare è creare condizioni di vita migliore, poi noi abbiamo i vigili nelle situazioni più difficoltose che operano con le forze dell'ordine, e quindi in questi casi insomma c'è un'attività di controllo che evidentemente deve essere esercitata, ma di fronte ai fatti criminali c'è la polizia, insomma la questura, il prefetto. Per avere sicurezza di chi ci abita. Noi dobbiamo essere forti come comune, dico, nelle attività di prevenzione, nelle attività educative e nella creazione di un contesto sempre positivo. Quando prima si parlava dell'area valli, da un'area abbandonata, fare in modo che quell'area sia viva, ben frequentata, con attività, servizi, serve a rivitalizzare una zona. Noi vorremmo che le nostre forze dell'ordine operino il meno possibile, insomma, certo. Ovviamente. Secondo messaggio. Quando vedremo i primi cantieri del tram? A primavera. Terza domanda. Come piace a lei, Perfetto. Quando avremo Piazza Insurrezione senza auto e con delle belle sedute in mezzo ad un po' di verde? Qua è più difficile, come dire, rispondere. Noi ci siamo posti l'obiettivo di farlo entro l'estate. Bisogna creare anche un equilibrio in Piazza Insurrezione perché diventi appetibile e interessante. Prima dell'estate di chiudere il parcheggio? Con l'estate ci siamo dati, vediamo se riusciamo a centrare questo obiettivo. Ah, questa è una novità, No, il sindaco l'ha detto. Ah, una bella novità, non mi era sfuggito. Però, insomma, chiedo bene, ma una bella novità se entro l'estate... Tra l'altro abbiamo aperto anche il parcheggio, cioè abbiamo ampliato la disponibilità di parcheggio al Contarine e all'Europa, e questo sono d'accordo, è un ottimo sostituto del... Io sono d'accordo, ma il mio sogno era vedere il Prato della Valle. Se ci sono i commercianti o i ristoratori si arrabbieranno tutti con me, però il Prato della Valle senza macchine mi piacerebbe davvero vederlo, e quindi sono ancora all'antica sotto questo punto di vista. Quarto messaggio, Elisabetta. C'è qualche novità sulla nuova questura? Sì, tra gennaio e febbraio, quindi a breve, dovremmo bandire la progettazione, quindi il bando che descrive tutte le caratteristiche che dovrà avere la questura in via Anelli, in modo tale che i vari studi di progettazione possano concorrere per realizzare il progetto. Via Friburgo. Allora, via Friburgo sono stati abbattuti gli alberi perché vengono fatte le barriere con la collinetta, tutto bello nel rendering, però lì sono stati abbattuti, c'è polemica in corso, Corte dei Conti, sembra ci racconti un po' lei, però mi dica quando inizieranno i lavori per vedere questa barriera elegante come dovrebbe nascere. I lavori sono iniziati con diciamo, la preparazione dell'area, che ha previsto fra le varie cose l'elemento che ha fatto più rumore, insomma, quello della... Ma io vedo sempre uguale lì, della demolizione degli alberi. Sì, vedo sempre gli alberi, mezzi dovremo adesso lavorare lì con mezzi molto pesanti e le condizioni climatiche non ci stanno aiutando, perché oggi lavoreremo nel fango. E quindi insomma
la ditta sta attendendo condizioni di lavoro come dire, ottimali. Questa è un'immagine di quello che sarà. Noi costituiremo un ambiente che dal punto di vista ambientale sarà più performante di prima, con più alberi e un verde più attrezzato. Una delle cose che ci ha, come dire, convinto a partire è che, ne accennavamo prima, alla gestione degli alberi. Gli alberi che stavano sul fronte della strada, quelli che abbiamo tolto, la maggior parte di questi era ormai in una situazione di forte fragilità. E quindi era arrivato il tempo di una sostituzione di quell'alberatura, proprio per non venire incontro nel tempo a situazioni come quelle che abbiamo commentato prima, dove alberi deboli, fragili possono cadere. Lì siamo in una strada ad alta percorrenza, vicino c'è una ferrovia e ci sono anche delle case. Quindi la sostituzione avviene con l'arrivo di un progetto che prevede che cosa? Prevede una barriera antirumore, che è una barriera naturale. L'abbiamo già spiegato, certo, era allora, per capire dire? Perché è intervenuta la protesta dei residenti o di qualche parte dei residenti, per via che hanno detto dovremmo andare alla Corte dei Conti. Cosa sta succedendo sotto l'aspetto burocratico? No, dal punto di vista burocratico diciamo che il cantiere è in attività e c'è stato un'associazione, insomma, che ha fatto questo esposto alla Corte dei Conti e ha interrogato la Corte dei Conti per capire, vuole sapere se noi abbiamo speso in modo responsabile. La Corte dei Conti, no, certo. Ecco, serve è risolta la questione? Adesso la Corte dei Conti si pronuncerà. Io voglio dire una cosa. Ma non sono fermati i lavori? No, i lavori stanno proseguono, è il tempo che sta fermando. Perfetto, telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Sì, pronto. Buonasera, sentiamo l'audio poi in studio, grazie. Con chi parliamo e da dove? Ecco, mi chiamo Fabio, chiamo da Terranegra. Prego, signor Fabio. Ecco, volevo chiedere al vice sindaco Micrizzi lo stato delle strade, soprattutto in questa zona qua. Evidentemente la mancanza delle piogge ultime, il freddo eccetera, ha danneggiato praticamente il fondo. Ci sono dei ponti dove ci sono evidenti buche e c'è proprio pericolo anche di caderci dentro, di farsi male, insomma. So che c'era dei mezzi dove c'erano degli stradini che venivano a riempire eccetera. Si sta facendo ancora, ci sono problemi. Perfetto, Volevo sapere questo, grazie. Grazie signor Fabio, prego il vice sindaco. Grazie Fabio. Allora, è un tema attuale perché adesso con l'abbassamento delle temperature e le piogge, quando ci sono come in queste ore, assistiamo al fenomeno dello sgretolamento dell'asfalto. Quindi in questa stagione si formano buche anche profonde e improvvise. Noi abbiamo un servizio di cui adesso non ricordo il numero a memoria, quindi guardate sul sito di Padova Net, perché è cambiato di recente il numero, e guardate sul sito di Padova Net e chiedo alla regia, segnalateci. fermo lì, chiedo alla regia se riuscite a recuperarlo, lo mettiamo in onda. Esatto, grazie Elisabetta, mille. Prego. Altrimenti scrivetemi una mail vicesindaco@comune.padova.it, insomma, e poi la trasmetto al settore. È un'attività che si fa in questa stagione. In questa stagione non si lavora sulle asfaltature in senso, diciamo, generale, perché le temperature non lo consentono. Ricominceremo un po' prima della primavera, insomma, quando le temperature saranno stabilmente sopra i 12 gradi, però va fatto questo lavoro di messa in sicurezza di buche che si creano. Certo. Sentami Carizzi, il sindaco l'ultima volta che è venuto mi riprendeva perché mi diceva: perché non mi chiedi dello stadio a Piani per quanto riguarda l'abbattimento di quella tribuna. E io adesso lo chiedo tutte le volte perché mi ha provocato lui, e allora lo chiedo tutte le volte che viene qui. Lì com'è la situazione? Perché mi aveva assicurato che per aprile, massimo maggio, io prendo anche di più, però era aprile, lì i lavori erano terminati già invece com'è la situazione? Siamo già a metà gennaio? Noi abbiamo la ditta pronta. E mi sono preso io un po' di tempo perché voglio verificare una cosa: la possibilità di stombinare almeno un pezzo di alicorno.
E quindi? E quindi mi sono preso un po' di tempo perché vorrei... E quindi quant'è questo tempo? Io penso che, vediamo, qua mi sto avventurando, però in aprile... No, ma tanto ho già capito che io ho vinto la pizza. Ah, lei ha vinto la scommessa. Io ho vinto la pizza. Se vuole ce ne giochiamo un'altra, io e lei, ad aprile. Che è finito tutto? No, che partiamo con... L'abbattimento. Sì, però io voglio che sia non solo un abbattimento, voglio che sia una riqualificazione di via 58esimo Fanteria, perché abbattere solo... Michelizzi, scommetto la pizza che è con lei. Ok. Va bene? Aprile. E primi di aprile iniziano i lavori, va bene? Vedremo se sarà così. Quindi possiamo rassicurare i nostri telespettatori cittadini padovani che ad aprile inizierà però c'è un senso che vorrei dare, insomma, io non voglio che sia solo un abbattimento di una tribuna. Ho capito. Voglio che sia un'occasione di riqualificazione per via 58esimo Fanteria. Io sapevo che dovevano essere terminati ad aprile, questa sera so che iniziano ad aprile, ho scommesso una pizza per un lato, un'altra pizza con lei. Lo stombinamento della Licorno secondo me è un tema sulla quale vale approfondire. Prima lei citava il fatto che sono stati tombinati i canali. Mamma mia, no, ecco, quando vedo le immagini se lì riuscissimo a stombinare un pezzo del canale a Licorno che è stato tombinato, insomma quell'angolo lì con lo stadio a piani che riprende, come dire, anche una certa luce, l'area bastionata più in fondo, il Prato della Valle di qua e Santa Giustina, secondo me no, ma io sono d'accordo e condivido. Aprile. Io discuto con lei e non metto in dubbio quello che state facendo, i tempi, perché le promesse sono una cosa, poi i fatti sono un'altra. Quindi, siccome avevo capito che ad aprile era terminato l'abbattimento con ovviamente la pista e tant'altro che... Ma è colpa mia, io sto tardando... No, non è assolutamente... Perché ho voluto cogliere questa opportunità. Nuova Pediatria sta andando avanti i lavori? Ho visto partire i lavori, tra l'altro sono andato con mia figlia al Cantanatale, questa bellissima iniziativa, era strapieno di gente e il saluto ai bambini di pediatria si è svolto con la gru che aveva iniziato i lavori. Quindi lì proseguo. Senta Michelizzi, è anche un paio d'anni, qui non c'entra credo l'amministrazione comunale per quanto riguarda l'inizio dei lavori. L'Leroy Merlin si parlava doveva iniziare l'anno scorso, poi il francese ha detto non ci sono i soldi, sono aumentati i costi, tant'altro, e inizieremo all'inizio del 2023. Com'è la situazione lì davvero per quanto riguarda di riqualificare quella zona e di renderla ovviamente come tutti speriamo una zona più bella, mettiamola così, di oggi? Certo, beh, intanto da questo fatto si capisce che non sono solo gli enti pubblici ad avere problemi, come dire, di tempistica in questa fase di grande difficoltà. In effetti Leroy Merlin ha tardato proprio per la situazione di crisi che il settore, sia quello commerciale in cui, come dire, sono inseriti loro, ma soprattutto la parte, come dire, di ristrutturazione edilizia grava. Noi comunque abbiamo consegnato poche settimane fa l'area a Leroy Merlin, quindi oggi noi non siamo più gestori di quell'area, siamo proprietari, ma il gestore ora, il concessionario è Leroy Merlin. Ma avete dato dei tempi? No, ci sono i tempi come dire, dell'accordo di programma che sono di 50 anni di gestione di quell'area, quindi loro avranno un interesse a partire da subito, il prima possibile ovviamente. Però sono conti che si fanno loro, adesso ma sapete se partiranno o non partiranno? Questa informazione non ce l'ho non ce l'ho in questo momento. Senta, poi un'altra infrastruttura che dovrebbe nascere è chiamiamola, dove c'è il laghetto sul ponte Darwin, dovrebbe essere asciugato per poi costruire un centro commerciale che era già stato predisposto molti anni fa, quindi non è di concessione vostra. Com'è la situazione lì? Anche lì sono situazioni gestite da privati, l'area è privata, l'intervento è un intervento privato, loro prima devono chiudere la situazione del laghetto, non ho idea quando questo accadrà. E quindi non si sa ancora, insomma, perché sembrava che quello che dovrebbe... Non so se il mio collega Bressa, che segue l'edilizia privata, abbia notizie più fresche, insomma, perché... però non entra, diciamo, nelle attività dell'amministrazione comunale, è un'iniziativa privata, non le so dire in questo momento.
Resetto, faccio un passo indietro. L'ultimo dell'anno è andato bene, ero preoccupato per quella manifestazione in Piazza Insurrezione, invece sono stato contento, è andato tutto per il meglio, e poi è andato tutto bene anche la pista di pattinaggio ai giardini, no, mi sembra. Sì, tra l'altro ci sono andata con mia figlia, scene divertentissime, i giardini erano molto belli, anche una bella illuminazione, un bel contesto, stupendi, tutto quanto. Il concerto è andato bene, mi sembra, si è avuto modo di sperimentare anche una nuova location, e un fenomeno che ho visto è stato questo, cioè il fatto di aver organizzato l'evento più vicino al centro, più vicino alle piazze, ha fatto sì che poi chi è andato al concerto, insomma, in qualche modo poi, sia prima che dopo, ha vissuto le piazze, il centro e le attività commerciali. Il Prato della Valle, invece, che sicuramente ha caratteristiche formidabili dal punto di vista degli eventi con grande numero di persone, però veniva vissuto di più come andiamo in Prato e poi torniamo a casa. La gente è rimasta in centro, ha vissuto di più la città, questo è un fatto da osservare, quindi noi dobbiamo creare eventi certamente in sicurezza, come ci siamo sforzati di fare, e come insomma poi la cosa è andata bene da tutti i punti di vista, è stato anche uno spettacolo molto apprezzato, ma poi la gente è rimasta in città, in centro, questo certo, è stato positivo. È stato bello. Curva dell'Euganeo, ci sarà questo dissequestro, com'è la situazione? Stiamo lavorando in questo senso, adesso abbiamo nominato anche un avvocato che segue in modo specifico il Comune su questa cosa, affiancando la nostra avvocatura civica. È un avvocato di tutto rispetto perché è il presidente dell'Ordine degli Avvocati padovano, e quindi insomma una figura molto autorevole. Stiamo lavorando col PM in questa direzione. Noi il segnale che vogliamo dare è la ripartenza dei lavori, e poi ovviamente che si faccia chiarezza sui fatti come dire, emersi. Chiedo alla regia se ci sono messaggi, perché non ho visto passare la scritta, se mi rendete appunto in merito, perché altrimenti continuo ovviamente con tutti i ragionamenti che stavamo facendo con come vanno Bus Italia, gli autobus, gli autisti, com'è la situazione? C'era una carenza di autisti, se ricordiamolo, perché io delle volte parto raccontando, pensando che tutti sappiano tutto, invece non è così. Allora, per correttezza, c'è una carenza di autisti, soppresse qualche linea. Adesso com'è la situazione? È sempre una situazione di emergenza o... La situazione resta sempre una situazione di difficoltà, però la parte più critica l'abbiamo vissuta. Io penso che il Comune debba stare vicino da una parte alla condizione dei lavoratori, perché la situazione che si registra fa emergere anche una difficoltà, insomma, di chi lavora. In primo luogo anche del servizio che si dà alla città, perché poi la qualità del lavoro si riversa anche sul servizio che viene reso. Senta, Michele, sabato sera ero a cenare in centro città e sotto il portici del Duomo, vicino a dove c'è l'edicola, dunque lei sa benissimo, c'erano molte macchie di sangue, erano le 21, dico anche l'ora esatta, 20:50, 21. Lì per quanto riguarda la sicurezza e per quanto riguarda questi fatti che accadono abbastanza spesso, anche se Padova è una città tranquilla, li state monitorando, li state seguendo con attenzione? Noi abbiamo aumentato tutti gli elementi di deterrenza lì, e quindi al di là della presenza che quando possibile ovviamente in centro poi c'è sempre, però lì è stata aumentata di molto e potenziata l'illuminazione, e questo, come dire, aiuta. Assieme al sistema di illuminazione sono state montate anche le telecamere. Ora l'area lì è più sorvegliata. Da qui al dire che non succede mai niente, insomma... quello è difficile, però è da capire appunto se c'è un modo per... Però c'è un controllo, ecco, e noi poi assistiamo anche a situazioni per cui poi le forze dell'ordine vediamo che in alcune situazioni poi si vede che ha un esito anche l'attività di indagine, quindi... Ecco, insomma, non dobbiamo mai smettere, come dire, di tenere l'asticella alta sulla partita del controllo. Quello è importante, il controllo, e poi ovviamente anche tutte le attività di prevenzione che il Comune può fare, come si parlava prima.
Senta, un'altra cosa che state seguendo, avete iniziato a farci dei lavori, alcuni sono terminati per quanto riguarda la sicurezza dei ponti, com'è? Quello è un lavoro che ci deve vedere impegnati di continuo ogni anno, è la goccia che piccola o grande che sia in base alla disponibilità di bilancio, ma noi dobbiamo continuamente tenere monitorati i nostri ponti e fare lavori. Sti giorni stiamo monitorando, stiamo facendo delle verifiche sul ponte Ariosto, un ponte importante della città di Padova, si affaccia al raccordo, al rondò della Stanga e quindi insomma è una struttura da tenere sott'occhio. Stiamo continuando la valutazione sui ponti della tangenziale est, alcuni li abbiamo sistemati, sostituiti, altri invece ci dovremo lavorare. Abbiamo finito anche i lavori sul ponte Cornaro alcuni mesi fa. Ecco, insomma, l'attività è importante. Questa è la classica cosa che sembra che, come dire, cioè che si lascia sempre da parte, ma in realtà invece la sicurezza delle nostre infrastrutture e dei ponti, Genova ci ha, come dire, dato uno spaccato insomma fortissimo, però è una cosa che io non ho voluto mai trascurare e a ogni bilancio abbiamo sempre una somma dedicata a questo. Il controllo su questo. Senta Michalizzi, recentemente l'opposizione un po' ha contestato, anzi c'è la pubblicità, poi dopo la pubblicità lì la faccio la domanda, rimette con noi tra poco.